Ed è iniziata Castelnuovo Clivense, valevole per la 30ª giornata nel campionato di eccellenza, girone A. Annoverata tra le squadre più in forma di questo girone di ritorno, che appunto dopo l'andata, l'abbiamo sentito anche dal mister Canova, un po' sottotono, ha incominciato a fare punti, quindi questo gli ha permesso quantomeno di essere in zona play. Attenzione, qua il tiro! E qui viene sorpresa la difesa della Clivense. Pallone a spiovere, attenzione! E c'è il 2-0. Venitucci contro Quintarelli, va via Venitucci, pallone dentro sul secondo palo, Rossato, il tiro, e qui palla che si alza e per poco non trova l'incrocio. Richiedo dalla parte opposta, pallone nuovamente dentro, la spizzata qui di Florian che sfiora il palo, altro cross sul secondo palo, allontana la difesa. Venitucci, lo stop, la conclusione, la deviazione. Però non c'è il tempo di battere questo calcio d'angolo, arriva il fischio, scarica per Venitucci, pallone dentro, in qualche modo, e il tiro da parte di Florian che approfitta della respinta corta da parte di Anderloni. Entra in area Venitucci, un dribbling, pallone dentro. Cadete, l'autore del secondo gol del Castelnuovo. Tiro dalla distanza. Chiude tutto Venitucci, però qui la palla in qualche modo finisce al giocatore avversario e qui da ottima posizione Inturri, centralmente da Romano, con un po' di spazio. Romano alza la testa, traversone dentro, secondo palo, è entrata, la palla è entrata, segnato Momodou, pallone dentro, secondo palo, respinge la difesa, pallone qui viene mancato. Qui attenzione, finisce a terra, è finito a terra Polo e c'è il rigore. Cala miseria qui la parata. Ripartenza qui del numero 14 Melacca, traversone dentro, chiusura provvidenziale. Il fischio, pallone dentro! Omar Sissé! E porta avanti la Clive, siamo 3-2. Ora Lorenzini allontana Kocic, siamo al 94esimo e 54. Aspettiamo il fischio. Eccolo qui il fischio, è arrivato il triplice fischio, come 3 sono i gol della Clivense, tutti e 3 arrivati in questo stratosferico secondo tempo in cui la squadra di mister Allegretti l'ha ribaltata, perché dopo essere andata all'intervallo sotto di 2-0, complici gol di Biasi e Cadete, poi nel secondo tempo è arrivata la reazione che serviva